I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti poco prima delle 2 in comune di Pinzano al Tagliamento per soccorrere due turisti di nazionalità belga provenienti dall'Austria e ignari dell'allerta meteo in atto rimasti bloccati con il loro camper nel gretto del Tagliamento. La situazione si rilevava subito complessa perché dalle informazioni pervenute l'acqua si stava alzando repentinamente e il mezzo veniva trasportato a valle dalla forte corrente. Dalla sala operativa veniva immediatamente inviata la squadra di Spilimbergo, mentre dalla centrale di Pordenone partivano 3 mezzi fuoristrada con battelli a seguito e 7 soccorritori fluviali alluvionali. Giunti sul posto si addentravano con il gommone nella boscaglia inondata dalle acque in direzione delle coordinate fornite dalla sala operativa e dopo circa 500 metri, resi difficoltosi dalla forte corrente, raggiungevano il camper parzialmente sommerso dall'acqua con i due turisti spaventati, infreddoliti ma in buone condizioni di salute. Contemporaneamente giungeva anche l'elisoccorso che rimaneva in sorvolo e seguiva le operazioni di soccorso dall'alto. Dopo aver fatto indossare casco e dispositivi di aiuto al galleggiamento, i soccorritori imbarcavano sul battello i due pericolanti e il loro gattino riposto in uno zaino e iniziavano il complesso rientro, reso difficoltoso dalla corrente contraria. Per procedere utilizzavano dei vincoli di corde sfruttando la vegetazione presente. Una volta giunti in luogo sicuro, i due turisti venivano affidati alle cure dei sanitari, fatti giungere sul posto con l'ambulanza, per loro ricovero in ospedale per gli accertamenti di rito. Attivati anche i volontari del soccorso alpino.